Uscire dalla crisi si può. È con questo intento che nella sede di Confartigianato a Jesolo si è presentato l'accordo fra l'associazione di categoria e alcune fra le banche del territorio per consentire finanziamenti a tasso agevolato a privati cittadini che abbiano l'intenzione di riqualificare energicamente i loro edifici. Una vera boccata d'ossigeno per le aziende in questo momento particolarmente difficile. Abbiamo il 99,99% di edifici che ha bisogno di essere riqualificato energeticamente. Quindi il cittadino che vuole riqualificare energeticamente l'edificio in sostanza non tira fuori un quattrino, viene spalmato il tutto in 10 anni, quindi con quello che va a risparmiare di energia, perché qua parliamo appunto di riqualificazione energetica degli edifici, con quello che va a risparmiare di energia praticamente è un'operazione a costo zero. Inoltre, chi avrà a disposizione le somme necessarie potrà usufruire del risparmio fiscale pari al 65% degli investimenti fatti. Chi spende 10.000 euro in realtà ne spende 3.500, quindi i nostri associati possono proporlo alla loro clientela. Noi garantiamo l'eticità delle imprese che fanno parte di questo gruppo. Quanto una famiglia potrà arrivare a risparmiare? Beh, con i sistemi moderni e con le economie di scala che si possono realizzare sui grandi numeri, io direi che si può abbattere almeno del 50% i propri costi energetici, e non è poco. E per finire, le aziende aderenti al progetto devolveranno l'1% del capitale che andranno a realizzare a favore dei servizi sociali o delle Caritas operanti nel comune in cui si svolge il lavoro, per aiutare i cittadini più bisognosi.